Oggi approfondiremo gli anni che vanno dal 1800 al 650 a.C., il periodo storico che è noto come la civiltà nuragica, quei nuraghi che hanno fatto conoscere la Sardegna nel mondo. Attraverseremo l'età del bronzo per arrivare a quella del ferro. Scopriremo cambiamenti nella vita sociale legati proprio all'uso dei minerali. Attorno ai nuraghi si sviluppa una società organizzata gerarchicamente. Chi si occupava dell'estrazione e della fusione dei minerali, possiamo dire oggi con certezza, aveva un ruolo importante all'interno dei villaggi. Alcuni studiosi a tal punto asseriscono che l'economia mineraria e metallurgica tocca il punto più alto nella storia antica, tanto da diventare il volano principale del progresso civile. Il metallo in quei tempi attirò i sardi più della terra da coltivare. Le testimonianze storiche lasciano supporre un tipo di governo accentratore, che diede al lavoro minero-metallurgico un'organizzazione precisa e fortemente controllata dall'alto. Le officine e le botteghe metallurgiche le troviamo molto spesso collocate all'interno dei nuraghi o all'interno dei villaggi dipendenti da essi. Non si può escludere che i signori del tempo esercitassero anche il diritto di proprietà sulle miniere situate nel loro territorio. L'incremento della produzione di manufatti, specialmente in bronzo, ha fatto crescere in maniera esponenziale il settore estrattivo. Per garantire il metallo alle forge dovevano lavorare in miniera. Gli esperti confermano la presenza di veri e propri cantieri minerari in tutte le aree interessate da mineralizzazioni affioranti. Galena per produrre il piombo, calcopirite per estrarre il rame, cassiterite per lo stagno, ma anche arsenico, altri minerali e poi, in ultimo, i minerali di ferro che sono stati coltivati in tutte le parti dell'isola. Alcuni studiosi appunto fanno partire dall'XI secolo a.C. l'età del ferro, un po' in ritardo rispetto ad altre parti conosciute e note al mondo, però molto avanti rispetto ad altre parti in Italia. Il minerale del ferro compare in alcune fonderie dell'isola. Degli scavi del periodo nuragico naturalmente è rimasto pochissimo, solo qualche traccia. Sono invece numerosi in depositi di minerali rinvenuti nei pressi dei villaggi nuragici o all'interno degli stessi nuraghi. Gli arnesi in bronzo o anche in ferro permisero l'adozione di tecniche di scavo che portarono al superamento del fuoco e dell'acqua utilizzati per scavare il minerale. Non rimangono molti segni perché i minatori che arrivarono dopo proseguirono e ampliarono gli scavi originari andando sempre più in basso alla ricerca di minerale più puro. Ad Abini, nei pressi di Teti, nel Mandrolisai, i resti di produzioni metallurgiche sono accompagnati dalla presenza di scorte di minerali grezzi, tanto da far pensare ad una grandissima fonderia. Tra i resti gli archeologi hanno rinvenuto pannelli di rame, armi, utensili e oggetti ornamentali, però sparsi tra la cenere e i resti del carbone sono venuti alla luce anche oggetti di bronzo e soprattutto di ferro. Ad Abini come combustibile, tra l'altro, viene usata la lignite, che è un minerale di carbone che si trova nei pressi del Mandrolisai. Questo lascia pensare che la capacità tecnica di fondere il ferro, il minerale di cui è ricco il sottosuolo sardo, fosse già nota prima dell'XI secolo. I resti di manufatti che hanno caratterizzato questo periodo sono numerosissimi. I più famosi sono i bronzetti, statuine appunto in bronzo di altezza varia, dai 32 cm in sotto. Rappresentano soprattutto figure umane, ma anche navicelle, animali, oggetti usati nella vita di tutti i giorni. Non ci sono però minatori. Lo sviluppo della metallurgia chiama e fa crescere la ricerca mineraria di quei materiali che oggi vengono catalogati come minerali di seconda categoria, che erano importantissimi per le fusioni del bronzo e come vedremo anche del ferro. Tra i resti di fonderie gli archeologi hanno trovato argile, caolini, steatite, clorite, minerali refrattari che sono ancora in uso nelle fonderie dei nostri giorni. Raramente vedremo rappresentati, come ho detto prima, i minatori nuragici, eppure ebbero un ruolo importantissimo.
la prossima pillola la dedicheremo all'età fenicio-punica. Vi saluto e vi ringrazio.